È una storia piuttosto complicata. Io sono triestino, ho vissuto per 44 anni a Trieste, per 9 anni a Bergamo, quindi posso considerarmi un cittadino come impianto. E noi eravamo, come si usava quella volta, campeggiatori, no? Perché nel 64 il boom era appena cominciato e allora non c'erano alberghi, non si andava nell'albergo, non si andava nei rifugi, non si andava da nessuna parte, non si andava sotto la tenda. E così eravamo anche noi. Così eravamo stanchi di fare campeggi nel Carso, che era una zona piuttosto arida e anche abbastanza scomoda, perché l'approvvigionamento, l'acqua, tutto quanto era un problema, no? Qualche campeggio lo abbiamo fatto alle Foci del Timavo, che era molto bello, con le risorgive del Timavo che si impaludavano e c'era un paradiso per i cacciatori e per gli uccelli. Allora a questo punto, fatta questa premessa, nel corso delle mie letture mi sono imbattuto in una statistica, una ricerca sugli ospedali dietro la prima linea della prima guerra mondiale, gli ospedali militari, subito dietro la prima linea. E esaminandoli in tutto l'arco del fronte, che era molto ampio, no? Mi ha colpito la località di Nimis e dell'ospedale che c'era di sopra sulla collina del Monte Bernadia, o Bernadia, non so come si dice. Però questo ospedale era stato abbandonato e non era mai stato usato. Allora per cambiare campeggio, per cambiare itinerari, per cambiare paesaggi, io ho detto a mia moglie, proviamo ad andare là, se c'è un ospedale abbandonato, davanti ci sarà anche una spianata, no? Per mettere la tenda. E lei entusiasticamente dice sì, andiamo, sono stanca di andare nel Carso che in estate sei come in Africa. Così un bel giorno partimmo col treno, guardavamo sulla carta geografica dove è questo Nimis, abbiamo visto che era abbastanza vicino a Tarcento dove passa la ferrovia e ci pareva, insomma, ho detto a mia moglie ci sarà da camminare qualche po', ma insomma vale la pena, no? Bene, con tutta l'attrezzatura per la tenda e 2 bambini, uno di 4 anni e un ragazzetto di 7, i miei figli, prendemmo il treno da Trieste e scendevo a Tarcento. Allora a Tarcento ci informiamo là dal personale della stazione quanto lontano fosse Nimis, no? Quanto tempo ci vuole per arrivare a Nimis, gli abbiamo chiesto. E dicevano 5-6 chilometri con tutti questi bagagli e bambini, gli conviene prendere un taxi. Allora là siamo rimasti insomma di stucco perché non eravamo nelle condizioni come si presentava di spostarsi con il taxi fino a Nimis. E questa fu la prima delusione per mancanza di informazioni sufficienti, si capisce. Comunque uscimmo dalla stazione, intanto dovemmo fare tutto quel lungo vialone dalla stazione fino ai sobborghi di Tarcento. E a un certo momento ci sovrastava il Monte Ciampeon, col suo versante a meridione che dava sulla pianura. È un bel coccuzzo sgombro che sembrava molto invitante, no? Allora io quella volta avevo 41 anni, ma non è che avessi molto senso pratico, tutt'altro. Dice andiamo lassù che mi pare bello, no? Ci sono dei boschi di sotto, vedo là dei bei prati, non potrebbe essere adatto, insomma, l'abbiamo qua vicino.
Così facevano, attraversammo cortili, che c'era direttissima, da Tarcento dritti verso il Ciampeon, attraverso cortili, campi, orti, eccetera, nelle prime ore del pomeriggio, e meno male che nessuno ci ha mandato dietro i cani, no? E comunque, insomma, con un po' di fatica sbucammo nella strada tra Coia e Samardenchia. Ci portammo fino a Samardenchia, ai piedi del Ciampeon, dove c'era proprio il paese. E abbiamo visto che era impossibile andare su, perché era troppo scosceso. Le difficoltà per arrampicarsi con un pesantissimo sacco delle attrezzature, che quella volta non erano i zaini razionali di oggi, con materiali leggerissimi e al massimo efficienti, no? Era tutta roba di gomma, gonfiabile, eccetera, insomma un disastro, peso enorme. Ci trovavamo davanti a catastrofe, no? Ormai cominciava a essere pomeriggio avanzato e noi eravamo là che non sapeva più, insomma, si doveva tornare indietro. E a questo punto il destino bussò alle porte, come scrisse Beethoven sul frontespizio della Quinta Sinfonia, che è considerata la sua più bella, ma io preferisco l'ottava. Dallo spaccio attaccato all'osteria di Samardenchia uscì un ragazzotto di 15-16 anni, no? Il quale si impadronì subito della situazione, appena visti ha detto questi qua hanno bisogno di aiuto e si offrì di portarmi su il bagaglio. Immagina la fortuna, proprio in quel momento là, il destino aveva bussato alle porte per noi. E così, con tanta fatica lo stesso, ma la salita era erta, ma a un certo momento era meno erta, no? E arriviamo fino alla Marga Vidoni, che c'è ancora adesso. Perché questo Lino, si chiamava Lino, era il nipote di Dorina Vidoni, classe 1915, che ha ancora, lei è morta naturalmente, col fratello, e gestiva questa malca, un paio di vacche e così via, no? Ed effettivamente le vacche mangiavano il fieno dei prati che avevamo visto stando a Tarcento. Ci fecero un'accoglienza proprio alla friulana, perché vista anche la straordinarietà del caso, a vedere capitare una coppia con due bambini, uno di 4 e uno di 7, con quelle difficoltà, e ci trattarono di salame e vino molto bene. Poi ci dettero tutte le informazioni necessarie, no? Dove c'era l'acqua, dove c'era lo spiazzo. Lino ci portò su tutto di nuovo e vedevamo che insomma il posto c'era. Lui si incaricò di portarci le provviste per quello che avevamo bisogno, no? Perché dovevamo pure mangiare. Ci siamo fermati là 12 giorni. Così tutto è filato insomma, si è risolto nella migliore maniera dopo un crollo totale che si profilava all'orizzonte. Bene, si avvicinava la sera, allora piantammo la tenda e la piantammo dove? Sopra un formicaio. Così mi capisce appena arrivati perché ci sono formiche, per distruggere il formicaio per più di un'ora. Così stanchi, morti, abbiamo dato un boccone che avevamo là e siamo andati sotto la tenda. Calò la notte e nel cuore della notte cominciamo a sentire dei bramiti strani fuori e dicevamo, oddio, questi sono lupi. Come sono lupi, senti che roba, sentivo bramiti proprio forti. Non erano i lupi, erano i caprioli, bramiti di caprioli, no? Che la zona era tutta selvatica. Va bene, questo qua lo apprendemmo il giorno dopo, no? Che stanchi morti, lupi o non lupi, e dovevamo dormire. Il giorno dopo ci svegliamo anch'io che già quella volta dormivo poco, io uscii dalla tenda di giorno e vidi che c'era un uomo che falciava l'erba. Questo era niente altro che Giuseppe Mico, classe 1923, che faceva fieno per l'inverno, no? Per le vacche.
Da parte c'era sua moglie Marietta, che aveva meno di 20 anni meno di lui, e si era rotto un braccio e stava là all'ombra a vedere, no? E subito mi ha colpito col mio spirito di osservazione distaccato e poco interessato, perché registrava tutto, che come faceva lui, era un lavoro perfetto, rasato a filo, te lo lasciava pulito, che era un godimento anche pieno di luce, un godimento estetico era, no? Questa è stata la prima lezione che abbiamo avuto. Poi col problema dell'acqua abbiamo scoperto un'altra abilità dei contadini. Là era una casa colonica abbandonata chissà da quanto tempo, no? Ma lassù per l'acqua c'era un'acqua che si chiama acqua militare, perché la cima era tutta fortificata ancora oggi, no? Sempre per la prima guerra mondiale. Ma l'acqua era piuttosto distante. Allora questo Giuseppe, ossia Beppo, mi disse: guarda, là c'è l'acqua piovana, va a vedere se è ancora buona. Perché eravamo solo noi, ci ha dato tutte le informazioni disponibili, no? E siamo andati a vedere e c'era il filtro ancora perfetto, c'era la ghiaietta, c'era il carbone e c'era la sabbia. Abbiamo assaggiato un serbatoio grandissimo di acqua limpidissima. L'abbiamo assaggiata, era l'acqua più leggera e più buona che abbiamo mai bevuto. E così cominciamo le nostre giornate lassù di solitudine. Per fortuna c'era un periodo, come si usava quella volta, non come adesso, di alte pressioni livellate, per cui il bel tempo andava avanti anche settimane e settimane, no? Come è giusto in estate, non come adesso. E così me la passai, i bambini mangiavano, saltavano, correvano, però anche si annoiavano. E così mia moglie Maria, di sotto si vedeva il villaggio di Plazzaris. Ha deciso, con tutto che era distante, di fare una capatina per vedere di cosa si trattava. E un bel giorno con i bambini hanno fatto tutta la strada fino a Plazzaris. E là trovò qualcosa tipo Fiaba, un paese completamente diroccato, con 9 abitanti, con una quantità di case che poi mi dicono che ospitavano più di 100 persone, però è deserto, eccetto questi 9 vecchi. E Maria, mia moglie, mi raccontò dopo che c'erano dei ragni grandi come frittelle, con sul dorso la croce, che c'erano festoni di rete che erano qualcosa di pauroso, che prendevano anche uccelli là dentro, no? E altra particolarità singolare era che la maggior parte delle case abbandonate erano state chiuse, avevano messo le chiavi attaccate alla porta, sempre nella speranza di ritornare, no? Perché era la gente dell'immigrazione. E dove non c'erano case ancora in abbastanza buone condizioni, con mobili eccetera, avevano tolto le chiavi e le avevano consegnate a Elsa di Sint, che era un abitante, non so di che anno era, no? Le avevano consegnate a lei. E così mi è venuta su, mi ha raccontato tutto questo, e io le ho detto un paio di giorni dopo: vai giù a vedere se possiamo passare le vacanze qua invece che sotto la tenda, no? Che è più comodo. È andato giù e ha combinato subito, no? Qui c'era una casa ancora in buono stato in cui i padroni interessava solo che fosse aperta, perché loro abitavano a Montenas. È una casa completa a nostra disposizione, per la quale pagavamo solo per la luce. E io di così. A un certo momento però si doveva anche andare via, no? Perché i giorni passavano. E vidi un'altra abilità della contadinanza friulana che mi fu presentata da Giuseppe Mico 1923. Lui stava ammassando fieno, comprimendo fieno in una balla talmente compatta, di forma rettangolare, 1 metro per 1,50 m, legata con le corde,
che pesava 40 kg, mi ha detto. Questa qua, come la vedi, pesa 40 kg. E perché faceva questo? Perché era troppo disagiato portare col gerlo, che ne porti poco, no? Per portarla giù nella malga bidoni. E con rastrello non si poteva neanche, ancora meno, no? Allora l'unico sistema valido era fare questi parallelepipedi di fieno compresso. Mai visto prima? Allora via per gli anni, l'anno dopo ritornammo e le cose funzionavano molto bene. Abbiamo fatto subito amicizia con tutti quei 9, no? Abbiamo conosciuto tutti questi qua e siamo andati molto bene, no? Fin quando siamo arrivati là. L'incontro più significativo è stato con Prechecco, no? Perché avevamo tenuto un rapporto di... eravamo là a un passo e assieme, lui era là, no? Di reciproca stima fin quando si è ricoverato in ospedale, nel quale ha finito i suoi giorni, no? È il mio primo contatto personale sempre prima del terremoto e sempre vicino agli anni 70. Che lui era su nel roccolo e come io ho spiegato in uno dei contributi che ho dato al giornaletto della biblioteca di Montenas, lui era nel roccolo quando noi siamo stati a fare una campagna, una scampagnata per prendere funghi, no? Che ci ha sorpreso un temporale, non c'era un temporale di quelli estivi terribili che viene giù tonnellate di acqua e lui affabilmente non poteva fare altro che aprirsi il roccolo per ripararsi, noi eravamo proprio sotto. Boh. Siamo andati là e intanto pioveva, no? E intanto che pioveva ci ha fatto un po' di storia dell'ornitologia, degli affari degli uccelli, eccetera, eccetera. E ci ha spiegato bene, finalmente abbiamo capito come prendono gli uccelli, no? Ed è una invenzione geniale, perché è imperniato tutto sulla doppia rete. Una rete a maglie larghe e una a maglie fitte, no? Allora gli uccelli, che il roccolo è un posto che si presenta bene per gli uccelli, è pulito, con le bacche, non si vede niente intorno, dunque è sicuro, e vanno dentro nel roccolo per stare in pace e mangiare, anche per riposare, perché deve essere il passo primaverile per una quantità di uccelli che andavano a svernare in Siberia, in Finlandia e così via, non a svernare, a fare la cova. E così mi spiegò che questi uccelli, quando vengono spaventati da uno straccio agitato, volano bassi per ripararsi. Vedono bene l'inquadratura larga, vanno dentro nel buco e si impigliano in un sacchetto che ricade all'esterno del roccolo, che è facilissimo da tirarli fuori. Cos'era successo? Che avevamo dovuto fare tutta la strada da Plassaris fino al roccolo, no? E passando per il Troi, la via del roccolo di Prechec, ho visto io da parte, con il mio spirito d'osservazione distaccato, poco interessato, ma infallibile, che c'era una traccia bianca molto lunga. Allora ho detto, Maria, fermati un momento qua, che vado a vedere cos'è questa parte. E sono andato a vedere, era una fossa per la calce. Gli abitanti di Plassaris facevano la calce per conto proprio, sapevano fare la calce, come si funzionava, scegliere la pietra adatta, perché non è tanto facile. Tagliare tutti i legni che era necessario, perché prima di fondere la pietra ce ne vuole di fuoco. E così cosa succedeva? Che facevano sì la calce, ma in economia, no? Non avevano i mesi, non c'era la legna, comunque tutto a mano. E inoltre la falce faceva gola a tutto il circondario, no? La calce. E così in breve tempo, prima prendeva lui la sua e una parte la vendeva, che avevano sempre bisogno di denaro, di denaro contante, che non ne avevano. E così tutti quelli che utilizzavano quella calce fatta alla casalinga, lo facevano nella massima economia, per cui era mescolata con l'argilla, per fare la malta, facevano sabbia, un po' di calce e argilla.
che andava benissimo fin quando non è venuto un terremoto, no? Perché con quella scossa là il paese è andato tutto di giù. In compenso è rimasto un terriccio per l'orto, dopo passato il terremoto che l'ho raccolto io, che ho fatto un orto meraviglioso, con calce fatto a mano e argilla che risaliva al 1600. Siccome il forno era vicino, era di una sua parente, una nuora mi pare, no? E lui faceva anche il pane, lo tirava fuori, faceva colazione con un polastro, eccetera, con una buona forchetta. E una volta ci siamo trovati là insieme, ho sentito il profumo del pane, sono andato là dal forno e mi ha invitato a sedere, a mangiare e bere qualcosa, no? E in quell'epoca io leggevo un po' di Sant'Agostino, sai, il vescovo di Ippona, no? E c'era un passaggio in cui ventilava una possibilità di un accordo tra gli dei e il cristianesimo. E ho chiesto la sua opinione. Allora mi ha snocciolato una lezione magistralis che non la vedeva più. E poi quando era già malato ci si incontrava ad Artena, lui si fermava a prendere il giornale. Non veniva però nel bar, lo vedevo fuori in macchina. E allora mi raccontava anche delle beghe del movimento Friuli che si è spaccato come al solito ai 1000 pezzi, no? E mi è dispiaciuto molto perché so che io stimavo lui e lui stimava me. Un'altra scoperta di contadini che non ha data, mi capisci, perché loro non si interessano di essere documentati, si interessano di risolvere i problemi concreti del momento. E quella degli archetti per spezzare le gambe alle ghiandaie. Cioè, ma è un sistema ingegnosissimo, per cui per esempio in un campo di mais, no? Delle quali le ghiandaie sono gote, si calano là, si posano con i piedini e c'è un meccanismo che gli spezza le gambe, che non possono più alzarsi, no? Così salvano il mais e mangiano anche la carne perché ha buona carne di petto. Li ho mangiati anch'io con gli abitanti di Plassaris che mi hanno fatto vedere loro come con me. E adesso passiamo invece a Montenas come paese di fabbri, perché Montenas è vicino al Canale del Ferro. Perché si chiama Canale del Ferro? Perché il ferro c'è, lo sfruttavano già i romani. E così gli abitanti di Montenas mandavano nei campi le donne, ma loro erano fabbriche che facevano attrezzi da lavoro, facevano armi e facevano ferri di cavallo. Nel rustico che ho comprato io c'era un cassone pieno di manufatti di ferro fatti a Montenas, che è ancora là. E allora questa una ricercatrice per incarico del comune di Montenas è andata a vedere negli antichi archivi notarili e là ha scoperto appunto tra contratti, tra impegnative, tra rendiconti e così via, che là c'erano i fabbri, non gli agricoltori. Purtroppo però non ha inquadrato abbastanza bene il periodo storico in cui è avvenuta la transizione e si è trasformata, perché il trauma del Friuli è stato il passaggio nel 1400 e rotti di un'amministrazione del patriarca e dell'imperatore e dei feudatari clerico-feudale. Subito dopo il 1411 è arrivata a Venezia, che si espandeva verso l'entroterra perché verso l'Oriente gli islamici gli avevano impedito, no? E non ha inquadrato questo passaggio da un'amministrazione clericale a una strettamente laica, perché i veneziani distinguevano nettamente la religione dagli affari, perché erano tutta gente della borghesia mercantile molto ricca e avevano amministrato molto bene, stavano in pace e così via. Non solo, aggiungerò questo particolare: per finanziare le sue guerre Venezia
doveva espandersi non solo verso il Friuli, ma anche la ben più redditizia Lombardia. E allora ha fatto una serie di guerre contro i Visconti di Milano che costavano molti soldi. E stai attenta a questo. Dove ha preso i soldi? Li ha presi dalla vendita coata di vari Savognans, tutti quei nobili là, quello che ha anche il castello, come si chiama, non mi ricordo più come si chiama, dai contadini. Sono stati prezzi stracciati, ma i contadini potevano pagare, così tutta la zona qua intorno è privata. Tutte quelle montagne che vedi là piene di boschi è privata in ogni metro quadrato e impedisce ogni lavoro, no? Perché i proprietari chissà dove sono, o sono vecchi e così via, perché risale al 1400 e rotti. Però i servi della gleba sono diventati proprietari, sia pure di boschi o terreni difficili che poi li hanno terrassati a forza di braccia per ricavare fieno. Tutti i boschi che c'erano prima si sono messi d'accordo con quelli di Artegna, che erano boscaioli. Allora i boscaioli di Artegna sradicavano gli alberi, cresceva l'erba e tutti i pendii erano tutti falciabili, perché serviva per il cuore dell'agricoltura, no? Ossia la vacca, il centro dell'agricoltura redditizia è indispensabile la vacca ancora oggi. E questo nessuno fino adesso non ho visto che nessuno l'ha messo in luce. E questo è il difetto di questa, che ha fatto un bel lavoro di ricerca, no? Però ci voleva qualche nota storica in più, perché è stato un trauma troppo terribile passare dall'imperatore alla borghesia veneziana. Questo è durato 400 anni, non uno. Certamente non tutti facevano i fabbri, ma insomma la maggior parte. Inoltre era un luogo di villeggiatura, Montenars, dove venivano appunto i veneziani a fare la villeggiatura. E adesso ti parlerò dei muratori, dei capimastri, dei carpentieri disseminati per tutto il mondo civilizzato e che c'erano invidiati da tutti. Quelli non gli mancava mai il lavoro, perché dove andavano li assumevano. Te la racconterò perché mi ha istruito un amico di Alesso, maestro elementare, che scrive libri sul ponte di Braulins. Beh, il ponte di Braulins è piuttosto disgraziato, no? Perché ogni piena del tagliamento andava giù. Allora al principio degli anni 50, quando c'era l'immigrazione di massa, quella subito dopo la seconda guerra mondiale, no? Un'immigrazione terribile. Questo ponte di Braulins è andato giù di nuovo, capisci? E allora cosa è successo? Che la gente del posto, che aveva fatto ponti, aveva fatto dighe, aveva fatto strade, aveva fatto ferrovie, aveva fatto tutto, senza aspettare né geometri né ingegneri, l'hanno messo su da soli. E perché questo? Perché un esperto minatore sapeva che le pietre adatte erano proprio là vicino. Era maestro nel mettere le mine e si erano tirato su da quello e hanno fatto il ponte. E col ponte di Braulins è collegata anche una storia degli anni 20, in cui è impazzato una polka che hanno fatto in Polonia, che ha attraversato tutta l'Europa come un lampo, no? Una polka che si chiama Castara Hunders. È arrivata anche in Friuli. E allora ci hanno fatto una canzoncina su questo nuovo ponte, no? Che diceva così: sul ponte di Braulins passa un asin con le cossute piene di luvins. Sai cosa sono i luvins? Sono i lupini, no? È una graminacea della miseria. A troppo li vendeis al paron,
une palanche con la Sedon. Quando è che tornai giochi? Dopo di Man all'Imbruni. E questa era tutta era una canzoncina che si collegava su questo. È la mia storia personale, cosa vuoi che ti dica? E dopo il terremoto praticamente io mi sono adeguato al Friuli in pieno, intanto mi sono integrato benissimo, insomma, infatti sono andato pochissimo a Trieste. Ho frequentato le osterie, tutto quanto, non c'è niente da dire. L'emigrazione dei friulani c'è sempre stata. Vabbè, poco, molto, perché avevano bisogno di soldi. Se un'annata agricola andava bene, a Montenas al principio dell'altro secolo c'erano 1500 abitanti. Se l'annata era buona, mi hanno detto proprio i paesani, che nei solai c'erano 30 centimetri di fagioli. Qua a Plassari c'era il paradiso delle mele, di ogni qualità, che potevano riempire un tir. Però se un'annata andava male era un disastro. E allora l'emigrazione arrivava fino a lontano, arrivava fino agli Stati Uniti, dove molti friulani hanno concorso insieme ai cinesi a fare la ferrovia transcontinentale dall'Atlantico al Pacifico. Non molti, meno dei cinesi, ma c'erano, e si vede nei cognomi che sono tramandati fino ai nostri giorni. È stato un cambiamento terribile come la Repubblica Veneta rispetto al Medioevo del Patriarcato, no? Perché di Casupole, fatta su la buona, ha fatto Piazza Pulita, Montenas è comune disastrato, no? La grande fortuna dei friulani, a differenza dell'Umbria, del Belice, eccetera, è stata che Roma ha dato i soldi ai proprietari, capisci? Allora i proprietari sono dati da fare per ricostruirla. L'hanno ricostruito antisismico e con tutte le comodità che c'erano quella volta. Per la maggior parte dei friulani è stato un cambiamento, e anche per i friuli, è stato un cambiamento in meglio. Però con il progredire della civiltà, con la televisione eccetera, è cambiato tutto il modo di vivere, perché la socializzazione come era una volta è sparita completamente. La gente è rimasta in casa, non è andata più in piazza. E questo è un cambiamento, insomma, per il quale non ho bisogno che lo illustro io, è sotto gli occhi di tutti. Quello sì, posso dirtelo, perché ero qua. Insomma, anche là è stata una pura combinazione che sono qua a renderti questa intervista. Perché era una bellissima giornata di maggio, calda come in estate. Veniva giù la notte e veniva giù la notte e andavi a dormire, no? Generalmente per le 8 eri già a letto, no? Mentre il terremoto è stato alle 9, ascoltare questo. Allora, Bentivoglio Noaco, detto Volo 1907, classe 1907, aveva ammazzato un gallo e eravamo là dove abitavamo, a un passo, e ci ha invitato, no? Perché eravamo amici ormai, non c'erano altri con cui parlare. E siamo stati là, insomma, a parlare, a bere, a mangiare questo gallo fino alle 9, fino vicino alle 9. Maria era andata via la mattina, era ritornata a Bergamo, per fortuna. E io sono andato là, mi sono lavato il viso come usavo ogni sera. E ero giù, insomma, in pian terreno, no? Che andavo a dormire di sopra, dove avevamo comprato noi. Ho sentito la prima scossa e ho capito subito che era grave. Non so perché ho capito subito che era grave.
Allora sono andato là dalla porta che avevo già chiuso con il catenaccio e mi tornavano le mani per aprirlo di nuovo perché sapevo che arrivava il fine mondo. Sono appena uscito che la terra ha cominciato a ballare, letteralmente, con la scossa che è arrivata a far tremare i pinacoli di Notre-Dame de Paris, si è stata sentita in tutta l'Europa, altro che l'Umbria. E allora mi sono appoggiato con la schiena contro un albero, che no cadevo per terra, tanto che si muoveva. Ha durato meno di un minuto, ma era come un secolo. No? Capisci? E così sono stato là, poi a un certo momento paura dell'infarto, ho sentito che il cuore non batteva più. Un'esperienza terribile. Sono tornato su per vedere com'era, no? Perché era crollato tutto, com'era con la gente che c'era là. In combinazione, per una ragione o per l'altra, eravamo tutti vivi. A Piazza 9 persone, tutti vivi. Continuavano le scorse di assestamento, tutte quante su 6, 6 e mezzo. Allora ci siamo messi fuori del paese, che sentivano ogni tanto i crolli di quello che era rimasto in piedi, no? Brum, brum. È un polverone, che era stato un periodo di secco, un polverone fino al giorno dopo. E siamo stati là a passare la notte a pensare a quello che era successo, no? Allora volo, questo bentivoglio noaco del 7, che ciccava, no? Masticava tabacco, come usavano i vecchi, e non ne poteva più dall'astinenza, era in crisi d'astinenza. Dice andiamo giù, vediamo, andiamo giù, tanto qua cosa facciamo? Dobbiamo aspettare il giorno, no? Andiamo giù a Montenas e compro i sigari che mastico e poi torniamo su. Immagina che con quella scossa là pensavamo che Montenas e tutto il resto fosse rimasto in piedi. Quando siamo arrivati su al culmine, che vedeva la pianura di sotto, hai visto subito che non c'era la luce. La pianura era tutta buia. E continuavano le scorse. Poi siamo andati giù io e lui e abbiamo visto che non potevi entrare in paese per le macerie di Montenas. Abbiamo dovuto aggirarla per arrivare dove era questo famoso posto dove comprare i sigari, no? E un braciere già grandissimo avevano acceso i paesani per passare la notte intorno al fuoco. E così abbiamo capito che la faccenda era veramente grave. Infatti il giorno dopo, perché hanno detto subito per radio, televisione, non so io, tra l'elenco dei paesi disastrati c'era anche Montenas, allora Maria si è messa in allarme e i telefoni non c'erano più, la luce non c'erano più, allora abbiamo scavalcato Champion e ho fatto l'autostop fino a Treviso, ho preso il treno, dato là a rassicurarli e ho detto ai paesani guardate che io qua non ritorno più dopo un terremoto di questo genere. Invece 15 giorni dopo ero di nuovo qua. Si sono riconosciuti e come? Uno voleva farmi una querela a un allevatore. Tutte le beghe che sono comuni al mondo contadino di tutto il mondo, no? Fatta di rivalità o di antipatie, dispetti e così via, che si dicono perché bisogna dire tutto, il bene ma anche il male. E dopo c'è Precheco, no? Che c'entra? Che, come sapete, io ho vinto un premio letterario per un fortunato libro che si chiama L'elegia per un villaggio morto, che poi sarebbe Plazaris, no? Allora un bel giorno, come ho scritto su un contributo per la bibliotechina, mentre si andava a piedi giù per l'asfalto, sono stato raggiunto da Precheco che ritornava dal roccolo. Allora si è fermato a prendermi su, aveva in mano un uccello raro, e mi ha apostrofato e dice: chi ti ha autorizzato
a mettermi in burletta nel tuo libro. E io ho detto, e chi si immaginava di vincere un premio tanto più che sono già preparati prima, no? Poi qualcosa è andato storto nella giuria e così mi hanno premiato me che ero il secondo. Ma non so, dico, scusami, Bobò dice quello che è stato, perché in fondo gli faceva comodo un po' di pubblicità. Sì, adesso però desidero, se permetti, di dire due parole sulla messa in friulano. E ora lasciatemi dire la mia opinione e anche di altri sulla messa in friulano in qualsiasi lingua moderna. La messa da 2000 anni nel mondo cristiano è detta in latino, che racchiude il mistero della sacralità. Degradarla nell'italiano o nel friulano è una stonatura, quasi un sacrilegio. Chiunque può sentire la differenza tra, esempio, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prega per noi. Latino, Agnus Deis, qui tollis peccata mundi, ora pro nobis. Oppure, andate, la messa è finita, ite, missa est. E concludo così. Ite, mea oratio est. Andate, il mio discorso è finito. Bello, no?